Eccoci qui per un altro appuntamento con il servizio video degli highlights che questa settimana sono offerti gentilmente da Evocell Mobius SRL, che è il main sponsor per la stagione sportiva 2023-2024, un'azienda sul mercato italiano da oltre 25 anni. Leader per know-how ed esperienza nel settore della produzione di isolanti termici ed acustici, con sede in via Albertario 6365 Fano. Iberica Carburanti è il main sponsor per la stagione sportiva 2023-2024 da oltre 50 anni, con benzina, gasolio, agricolo, GPL e metano ti accompagnano nei tuoi viaggi. Sono anche luce e gas, invia pure la bolletta per una consulenza gratuita oppure chiama allo 0444 795288. Li trovi a Barbarano Mossano in via Dante 35A. Vi lascio ora alle immagini del match. Al comunale di Trissino, big match tra le formazioni del Montecchio Maggiore in divisa azzurra e la Piovese divisa biancorossa per quanto riguarda categoria allievi elite. Montecchio Maggiore 24 punti in classifica, Piovese che segue a meno 4, 20 punti. I due migliori attacchi davanti, 26 gol fatti per il Montecchio Maggiore, 25 per la Piovese. Anche sul fronte dei gol subiti, solo 4 quelli subiti da Mister Plumitallo, dai ragazzi di Mister Plumitallo, 10 quelli della Piovese. E i marcatori: Calogiuri della Piovese con 9 gol, Zaggia 8 gol. Dall'altra parte Solda per il Montecchio Maggiore con 8 gol. Partita che vede una predominanza territoriale del Montecchio Maggiore, che va più volte vicino al gol, ma sembra la porta stregata. La Piovesi si fa vedere solo nel finale del primo tempo in un'azione di ripartenza con lancio del portiere in cui l'attaccante sfiora il gol del vantaggio. Secondo tempo che prosegue nella falsariga del primo, con i ragazzi di Mister Plumitallo che cercano di segnare, di sbloccare il risultato, ma purtroppo non ci riescono, complice un po' la sfortuna e un po' l'imprecisione dei propri attaccanti. Grazie a questo pareggio il Montecchio Maggiore comunque rimane saldamente in cima alla classifica con 25 punti, seguito da Piovese e Cagliero 21 e Campodarsego 19 punti. E domenica prossima il Montecchio Maggiore ospiterà l'Union Vigontina San Paolo. Al comunale di Grancona si affrontano le formazioni del Montecchio Maggiore in divisa bianca e il Campodarsego in divisa rossa per la categoria Giovanissimi Elite. Partono forte i ragazzi di Mister Ruaro che nell'arco di 7 minuti dal sesto al 13° collezionano 3 occasioni da gol non concretizzate, andando vicinissimi al gol del vantaggio. Mentre è più cinico il Campodarsego, che alla prima azione, al minuto numero 16, passa in vantaggio con Pavan per l'1-0 appunto del Campodarsego.
Arriva la rabbiosa reazione del Montecchio Maggiore che al 32esimo perviene al pareggio con Mariga, lesto ad approfittarne di un'indecisione del portiere del Campodarsego e siglare così l'1-1. Inizio ripresa, ancora Mariga, ben si libera in mezzo all'area e da destra mette il sigillo del 2-1 e quindi sorpasso per il Montecchio Maggiore. Al 58esimo ancora il Montecchio Maggiore in gol, questa volta con Finn che ruba un pallone in mezzo davanti all'area, si sposta al centro, viene servito dal compagno e dal dischetto del rigore arriva il gol del 3-1. Al minuto numero 63, ecco l'acqua terna, sempre con Finn, servito da un compagno dal lato destro, mette un pallone in mezzo e Finn segna appunto il gol del 4-1. Al 75esimo arriva il gol del 4-2 per il del Campodarsego.